Abbiamo elogiato Giovane e noi siamo andati addirittura in Brasile per ricercare suoi parenti e abbiamo un Vescio! Sono il Vescio! Sono suo nonno, il Vescio! Lui è giovane, mi sono Vescio e mi ha regalato la tappezzeria. Ecco scritto ciao Vescio, guarda. Sì! Se vediamo! Esce anche Sar e a far coppia con Giovane ci sarà C'è confusione! Moschera, all'anagrafe Moschera. Intanto... Peggiore che c'è in campo, cioè ha fatto proprio quello che non si poteva fare. Cioè, Posso fare una domanda? Sì. Metto mai a pan i fastidi? mamma mia, sì. No, allora voi che continui a lamentarvi che ha venduto e non investe. Non si chiama mia presidio reinvesto. Si chiama presidio investo, punto, fine. Quindi dice che già dal nome, insomma, si doveva intuire. Vescio, avremo Antonio Bogoni la settimana prossima? Sì, Antonio Bogo Bogunella, tira fuori carne, se no ci metti in padella, ti sorella. Purtroppo esce Serdar e dico purtroppo perché si toccava la gamba. Perché sempre avuto quel vizio lì di toccarsi. No, Vesciu, no, non diciamo così. No, perché dopo Valentini e Suslov. Suslov rientra quando mi vedi i capelli grigi. Modalità di gioco e di giocatori soprattutto. No, almeno uno che parla a condizione di causa senza dare aria ai denti come Scappini. No! Cioè, secondo me, prima partita, cioè, non fa testo. Perché tutti ancora, come diceva un mio amico che è in pensione, che va a vedere così, Sì. è un cantiere aperto. Quindi aspettiamo fine di mercato. Una roba posso dire però della quale sono sicuro perché l'ho visto finché aveva i pannolini pieni che era alto così, lei me ne odo giovane. È stato un bel colpetto. Vado a fare un giro rapido e dopo ovviamente tutte le domande seguiremo. Fare un giro, ciao! Ma no, che resta lì, ma no, ma non stavo, metaforico, non era... Questo è un gran bel punto. Perché siccome io devo cambiare le lampadine a un 20 godi, giochiamo 2 fuori casa. Esatto, bravo. Tri che ne arriva, ve lo dice me l'ha detto lui.